Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Un cordiale saluto gentili amici e amiche all'ascolto, giornale radio della notte. Andiamo dunque a vedere cosa è successo in Friuli Venezia Giulia. Il CPR di Gradisca di Sonzo mostra i limiti di tutti i CPR, quello di essere un tempo vuoto in cui si attende a lungo rimpatrio che a volte avviene, a volte no, e ciò può anche determinare frustrazione e violenza. Lo ha detto il presidente del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà, Mauro Palma, al termine della visita al CPR di Gradisca, che al momento ospita 88 persone di diversa provenienza, alcune stabili, alcune di passaggio, in attesa di trasferimento al vicino aeroporto di Ronchi dei Legionari. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 402 nuovi contagi da coronavirus, il 12,03% dei 3.342 tamponi eseguiti, tra cui è compresa una quota di test antigenici rapidi. I ricoveri in terapia intensiva sono 58, ieri erano 60, mentre i pazienti nei reparti di digenza ordinaria sono 660. Sono inoltre stati registrati 13 decessi da Covid, a cui si aggiunge una morte pregressa avvenuta l'8 dicembre. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 40.491. I casi attuali di infezione risultano essere 14.649, 496 sono le persone comunque ricoverate da fuori regione. I totalmente guariti sono 24.529, i clinicamente guariti 561, le persone in isolamento 13.370. Oltre 100 interventi per un importo complessivo di decine di milioni di euro e nessun aumento dei canoni per i consorziati. Questi dati che balzano all'occhio del bilancio di previsione 2021 del programma annuale triennale dei lavori, quasi tutti già coperti finanziariamente, approvato dal Consiglio del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. La Duisberg Hafen AG, il più grande terminalista intermodale a livello globale, fa il suo ingresso nel polo logistico della regione Friuli Venezia Giulia con un investimento che ha visto l'acquisizione del 15% delle azioni dell'Interporto di Trieste. La finanziaria regionale Friulia, che deteneva il 46,99% del capitale sociale, continuerà a mantenere la maggioranza relativa al 31,99% del gruppo Interporto. La partnership è stata firmata a Trieste da Eric Stack, amministratore delegato di Duisport, Federica Seganti, presidente di Friulia, e Zeno D'Agostino, presidente dell'autorità portuale del mare Adriatico orientale, alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Graziano Pizzimenti. Apriamo la pagina sportiva, purtroppo con una notizia triste: positivo al Covid, è morto a 85 anni all'ospedale di Palmanova il cavaliere Alfieri Corubolo, originario di Corno di Rosazzo, imprenditore nel settore del legno, con aziende ubicate nel triangolo della Sedia. È stato per tantissimi anni protagonista come patrono e presidente di diverse società calcistiche sia professionistiche, per anni vicepresidente del Padova Calcio, ma soprattutto nel mondo dei dilettanti, presenti nel panorama non solo del Friuli Venezia Giulia, tra le quali a livello regionale citiamo il Corno Calcio, la Manzanese e il Palmanova. Serie C, la Triestina esce con un pari 0-0 dallo Stadio Euganeo di Padova nel match che si è giocato nel tardo pomeriggio contro i biancoscudati, un ottimo pareggio che mantiene la Triestina a metà classifica. Con questo è tutto, vi ringraziamo come sempre per la visione e l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. Claudin, il nuovo locale alla moda,
Nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei.